Vediamo subito l'elenco degli ingredienti con Rosalba. Allora, per la sfoglia abbiamo la farina, semola di grano duro e strutto e un pizzico di sale. Per il ripieno? Per il ripieno abbiamo pecorino fresco e limone e un pizzico di sale anche per il ripieno. Abbiamo la farina, aggiungiamo la semola, un po' di sale e lo strutto. Un po' d'acqua. Mescoliamo insieme. Dopo una lavorazione di circa 10 minuti, ecco come si presenta la pasta. Questo è il risultato finale della pasta. Adesso la stendiamo sul mattarello per fare la sfoglia e poi facciamo le seadas. Ci è voluta un po' di pazienza. Sì, un po' di... E poi, però l'importante è avere il risultato. Questo. Ecco, la sfoglia è pronta. Per il ripieno si utilizza rigorosamente il formaggio pecorino fresco. Sì, perché è logico che la seadas è fatta solo col pecorino fresco, anzi addirittura deve essere anche un pochino inacidito. Questo è il pecorino, l'abbiamo tagliato a tocchetti, il limone e questo è il risultato finale. Prendiamo una porzione di formaggio. Si fa una pallina, poi si schiaccia. Sì. Adesso le copriamo. E il lavoro è quasi finito. Che forma vogliamo dare? E la chiudiamo come un grosso raviolo, una forma in alluminio. È meglio oppure? Sì. La forma della seadas dovrebbe essere questa. E queste sono le seadas. Adesso le friggiamo. Nel frattempo l'olio per la frittura è stato messo a riscaldare in una padella antiaderente. Sì, l'olio ben caldo e adesso mettiamo su le seadas. Il piatto è perfetto per le nostre seadas. È a tema e perciò prendiamo la seadas, mettiamo sul miele Che miele è questo? Questo è miele amaro di castagno. E dunque Rosalba, a tutti buon dessert. Buon appetito.